sportisti, un buon pomeriggio qui dal vostro caro Marco Genduso per commentarvi la nona giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Marineo e Sciacca. Inizia anche la sfida con il primo tocco per il Marineo, con subito Maggio che cerca di Peri cerca subito di aprire dalle parti dei compagni, non trova però la giusta soluzione. Poi palla centrale, buono qui il lavoro, tac, ottimo, poi a cercare il rotolo che cerca il persone in mezzo, non sbuca però di testa Galfano, ma grande azione qui con il tacco ottimo. E il rotolo che aveva fatto anche un ottimo cross, questo caso il tacco era di Genco, da cercare. Dunque Maggio sul punto di battuta, rimangono dietro però Di Peri e Mastro Paolo, non salgono i due, un po' più avanti invece Taormina. Maggio cerca il traverso e deviazione, poi Cheva fa un miracolo, la vede partire praticamente all'ultimo e poi con la mano sinistra mette in calcio d'angolo, grande occasione per il Marineo, ma soprattutto che parata di Cheva. Rimangono giù Rotolo e Di Mercuri, due terzini, salgono invece i centrali, Cipolle e Giammè, quindi si batte praticamente come se fosse un calcio d'angolo. Va infatti lungo il petto di Mistetta, poi rovesciata di Giammè, alla che si impenna alta, però buona giocata da parte del difensore che ha provato a fare valere il suo fisico lì in mezzo all'area di rigore con questa acrobazia. Palla fuori. Arusa, uno schema per la conclusione di Maggio e per poco non entra in porta questo tiro. Grande occasione del Marina ancora una volta con il solito Ciccio Maggio che va, l'ha battezzata fuori, però qualche brivido credo gli sia venuto. Le finte personalità da parte di Genco, poi con l'esterno prova ad aprire, lo tocca Erbini, poi conclusione da fuori, tentata da Africano direttamente tra le braccia di Marino, si rimane sul risultato di 0-0. Testa di Vinicius, poi lascia discorrere a Misi, Sanna Sardo entra bene, poi calcia verso la porta che va in due tempi, blocca, ma è più Marineo adesso che Sciacca, anzi 5 addirittura. Va Maggio che fa, gira il pallone che va ancora, prende anche questa, forse la diretta sul palo, ma non rischia il portiere che la tocca e mette in calcio d'angolo. Da parte del fischietto di Marsala, Galfano un po' in ombra in questo secondo tempo, prova a creare occasione, Galfano è sul mancino, può calciare, lo prova, deviazione, calcio d'angolo. Adesso il scatto del compagno è entrato Bonanno, palla in verticale per Amisi che attacca la porta, Amisi col mancino che va, palla che rimane Vinicius! E il vantaggio del Marineo, 1-0, la sblocca meritatamente l'abbraccio con tutta la panchina ed è 1-0. Concialdi si chiede alla sua tecnica forse qualcosina in più, Marino esce con le mani, non perfetto, poi lontana invece Taormina. Amisi può puntare in velocità, è veloce, lo fa, salta l'uomo, Amisi si allarga il gioco, fa tutto solo, Amisi avanza, va sul mancino, trova Sanna Sardo, va a terra Amisi, ma si continua. Sanna Sardo rientra, finta contro finta, va giù ed è calcio di rigore per il Marineo al 79. Andrà Maggio, pallone che pesa tantissimo, va con il destro, Maggio centrale, 2-0 Marineo e adesso è veramente sempre più vicino alla vittoria il capitano che quasi si fa scrollare in questo momento. Concialdi fa a lungo, cercare la testa di Cipolla, si distende Marino ma è un tuffo quasi per provare a fare il massimo, ma chiaramente la palla era fuori già di tanto. Sul punto di battuta va con il mancino a cercare il secondo palo, Marino esce con le mani, ma va bene così perché finisce la partita, vince il Marineo con i risultati 2-0 contro lo Sciacca dopo 96 minuti di fuoco.